Sta generando confusione il dietrofront del governo sulla validità delle carte d'identità cartacee. Un provvedimento del Consiglio dei Ministri ha prorogato la validità di questo documento oltre alla data fissata del 3 agosto per il passaggio al documento d'identità elettronico, allungando fino alla scadenza naturale quello cartaceo. Rimane però cruciale il nodo dell'espatrio, è qui che si crea la confusione perché dopo il 3 agosto comunque la carta d'identità cartacea non sarà più valida per volare all'estero. La carta di identità cartacea dal 3 agosto comunque per alcune funzioni, tra cui quella dell'espatrio, non sarà più valida. Quindi adesso dire che sarà valida quando lo è solo per alcune funzioni e per altre peraltro non lo sappiamo, per esempio tutta la relazione con gli enti privati, pensiamo alle banche, sarà o non sarà valida nei confronti di questi enti? Quindi il cittadino, al netto del fatto che sarà comunque un documento di riconoscimento, potrà utilizzarla per quelle che sono le funzioni per cui vengono normalmente usate le carte d'identità? Questo è una cosa che crea confusione, che non ha richiesto un'interlocuzione da parte del governo con i comuni in modo da poter anche provvedere a una comunicazione chiara, trasparente nei confronti della cittadinanza, crea confusione. La comunicazione con le nuove disposizioni è stata appresa dai comuni in modo tardivo e imparziale, denunciano le amministrazioni comunali. Padova, insieme a Vicenza, Firenze, Bologna, Torino, Milano, Bergamo e Fiesole, ha fatto un appello al governo invitando a fare chiarezza, specie in un periodo come quello estivo in cui milioni di italiani scelgono di andare in vacanza all'estero. È il periodo in cui siamo più carichi di queste richieste e generare questa confusione sulla validità o meno della carta d'identità cartacea rispetto all'utilizzo per le vacanze crea naturalmente molta confusione, cioè rischiamo che ci siano delle persone che arrivano all'aeroporto con la carta d'identità cartacea convinti di poterla usare e invece non la potranno usare. Padova già da dicembre aveva potenziato il servizio aumentando orari e sportelli per consentire ai cittadini di arrivare ad agosto con la nuova carta d'identità elettronica. L'invito resta quello di fissare quanto prima un appuntamento per arrivare al 3 di agosto pronti con il documento elettronico. Visto che noi comunque come Comune di Padova ci siamo assolutamente attrezzati già da dicembre, ampliando gli orari ed è possibile già oggi prendere appuntamento nei nostri uffici dell'anagrafe e andare a fare la CIE, l'invito è a quei pochi che sono rimasti, perché in realtà molti sono già venuti, di andare a fare la CIE, che così il tema si chiude e uno poi ha il documento che gli serve per tutte le funzioni.